Buonasera a tutti, visti voi, tenore de oie, die 9 dei capitani do missa e 20 Kimbe, siamo avanzati pure in questo mese dei capitani, che siamo già su 9, e quindi qualche parte non che l'abbiamo già mannicata, e stiamo aspettando la esta del suo miracolo, con la una esta a Satana, in questa ida va sempre qualche cosa di spantoso. Bene, vediamo quanto si presenta togliere la die, cocculata, ecco si presenta De Goi, non batti spiquasole, andiate per mostrare pure qualche goccio di abba, ma poi l'amolo abiti su Zaravallo, ecco qua, in che non nara, tracchia deve cominciare a provare verso la una, su 40% di probabilità, quindi è il metta probabile che provata, insomma, mantiene tesaba fino a sascelle ortedie e poi torna verso la 8, 29 gradi temperatura massima, 19 gradi temperatura minima. Crasa invece abbiamo temporata, crasa cominciata a provare da Manzano, mantiene tesaba abbondante fino a Sasunni, che poi minimata, però torna a presentare verso la schimbe, 23 gradi temperatura massima, 17 gradi temperatura minima. Abbiamo un toccamento e dolo da dare, con 92 anni, sinché il morto a Pepina de Fiore, Pepina Ena, Gattia de Crichedo de Paolo Dumbu, mamma de Gianfranca e Graziella. L'interro è giudecche a sa lecche e mesa e in sacreia de Santo Iorgi, condolenze e pazienza a sa famiglia tutto da parte dei vittiti. Addio, sia Peppa. Vediamo qualche cosa che è stata perdita, e su bagno sull'Alone Probania è stata perdita questa scraia da ritirare questa corte sabitese, ma che non riesco si la sana già ritirata, no. Poi è stata perdita questa orezzina, il soccorso in piazza, chi è la tasappata, può piegare telefono a Bizzi TV. Avviso tutti coloro che hanno presentato domanda per il rimborso delle spese dei libri anno scolastico 2025-2026 devono entro venerdì 19 settembre presentare presso la Biblioteca Comunale di Bitti le ricevute fatture comprovanti l'acquisto dei libri di testo. Si precisa che non è possibile presentare ricevute per acquisti avvenuti tramite altre fattispecie di incentivi, carta docente, bonus cultura, carta postpay, borsa di studio, eccetera, eccetera. Orario biblioteca fino al 19 settembre, vabbè, questo è tutto orario, lunedì, mercoledì, venerdì, 9, 13 e 15, poi 15, 18 e 30, e il giurista stesso orario non si desidera a loro idere dai commentati confermati sul toccamento. Andiamo sul giornale. Una sfida Ciccolini. Oggi le liste ufficiali, oggi si presentano, sarà una sfida a due, quella per la guida della provincia, con una lista a sostegno di Giuseppe Ciccolini, sindaco di Bitte e commissario in provincia, a cui si contrappone quella capeggiata dal collega di Macomè, Riccardo Uda. Conferma la presentazione della squadra per la mattinata odierna e oltre 100 firme il suo sostegno. Uda, questo è Uda. La compagine sarebbe composta da 7 candidati, espressione di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Movimenti Civici, dopo un tour de force di consiglieri regionali e comitato promotore è andato avanti fino a tarda notte per chiudere gli ultimi adempimenti burocratici. Oltre 100 le firme pro Ciccolini, con vari nomi, espressione di più aree politiche, ad iniziare dal centrodestra col sindaco di San Nicola, Gianluigi Farris, quella facente funzioni di Borra Alessandro Porco, il primo cittadino di Galtellì, Franco Solinas, il collega di Sorgono, Franco Zedde, mentre per l'Unione Comuni Barbagia c'è Antonello Pilar, per Nuoro ci saranno i consiglieri
Lisetta Bidoni, Mario Manca, Gabriella Boedu e Annalisa Canova. Bene, 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 bene. Auguri a Total Duo, in particolare naturalmente a Susanne Covizi. Col metaverso lo screening arriva nella colonia penale, però in quell'articolo non viene impostato, lui dimos che si tratta di mamone, lui dimos poi in un altro giornale, così su Unione, lui dimos di Sanuova, pale, pannelli e batterie, all'isola non resta niente. Di tutti questi speculazione energetica, chi se il Mannicane della Sardegna, chiaro che a noi non resta nulla. A noi si accoglia e a esso su Kiev, insomma, in altri paesi europei sono previsti sistemi di risarcimento per gli abitanti, nessuna compensazione dalle multinazionali per il consumo del territorio. Cosa da non credere. Todde si dimetterà, noi siamo pronti, il centrodestra è unito. Tunis, la maggioranza ha sbagliato a ignorare il movimento della Prattobello. Vedo ancora che si paccano, ma non è nato. Altro che nuovo piatto di legislatura, per ridare nuovo patto di legislatura, per dare rilancio e smalto all'azione del campo largo. Per Stefano Tunis, consigliere regionale di opposizione, Sardegna al centro 2020 e vicepresidente della giunta delle elezioni del Consiglio regionale, il voto anticipato è dietro l'angolo. A giudicare dai toni che sta usando, per la maggioranza sarà un autunno di apertura di campagna elettorale. Spiega, non sono osservabili risultati per quanto riguarda l'iniziativa politica. Tutta l'intensa attività di comunicazione è evidentemente rivolta a preparare la prossima tornata elettorale che si terrà quest'inverno. È difficile quest'inverno, difficile. Perché è così sicuro? In questo momento la Sardegna rientra nella più complessiva strategia che il campo largo nazionale sta mettendo in campo sulle regioni che vanno al voto e sulle prossime elezioni politiche. È pacifico che Alessandra Todde, per sfuggire alla tagliola della decadenza, cercherà di andare al voto quest'inverno. Aspetterà l'esito delle elezioni regionali nel resto d'Italia, l'ultima si celebra nella prima settimana di novembre, poi assumerà le sue determinazioni. Però non unisco di che questo inverno il capogruppo del PD dice che un caso di decadenza non esiste, che i processi andranno avanti ben oltre la decadenza naturale della legislatura. Il processo civile non è soggetto a opinione, si basa su una stretta codifica di come le cose devono andare. Le opzioni di cui parla Roberto De Rio non sono note a chi si occupa di processo civile. Perché sostiene che sia la Presidente a voler andare al voto quest'inverno? Probabilmente vuole evitare che si percepisca il bluff di tutte le cose che sta raccontando sulla continuità territoriale, non potendo parlare dell'efficacia della sua azione sulla sanità né dei risultati sul tema dell'energia, deve provare a raccontare la storiella di una continuità a basso costo per tutti. Perché giudica fallimentare il nuovo progetto di continuità? Siamo in una fase del tutto preliminare, dove si scrive attraverso un bando come si vorrebbe andassero le cose, e questo si scontra con la realtà del mercato e dei vettori. Un fatto è certo, la situazione è peggiore di quella trovata dalla giunta, trovata da questa giunta. Voliamo senza la possibilità di programmare collegamenti con altre destinazioni una volta arrivati agli autobus di Roma e di Milano. Voliamo con un vettore che ci rincresce, sottolinearlo, appare di qualità inferiore rispetto a quelli che lo hanno preceduto. Insomma, Tunis attaccata in tutto il campo.
ma è scredibile che si dimetta prima può andare poi a elezioni. Allarme cancro nell'isola, tasso di mortalità più alto della media italiana, adesso che Bosaponato io già te la die, è inutile stare a leggere l'articolo su il centenario, la manca centenario a destra, ma su chi conta sono sei statistiche, praticamente la mortalità pro malattia derivata dall'ambiente è stata prosarta in tutta Italia. Cioè, l'abbiamo già spiegato, la questione dell'energia che viene generata da centrale termica, no, vabbè, non si chiama sparageolica, e quindi è chiaro che lì che nella stare centrale termica è a bruciare, lo che resta poi da essa Saras. Quasi 33 decessi ogni 10.000 abitanti. L'oncologo narra scarsa adesione agli screening, poi ben vi nascosto. I numeri del cancro fanno paura e in Sardegna il quadro è più critico perché il tasso di mortalità è più alto di quello medio italiano. 32,94 ogni 10.000 abitanti contro 29,46. Noi abbiamo 32,94 contro 29,46. I tumori sono diventati la prima causa di decesso, hanno superato le malattie cardiovascolari. Ogni giorno vengono scoperti 28 nuovi casi, più o meno gravi, oltre 10.000 all'anno. Le cause, è vero, si registrano più morti per tumori nell'isola, ma in generale in tutto il sud del paese, dice Mario Scartozzi, professore dell'Università di Cagliari e direttore di oncologia medica al Policlinico. Le cause, a mio avviso, ci sono più difficoltà nel raggiungere la diagnosi, per le liste d'attesa, per le complicazioni, e le complicazioni sono più evidenti nelle zone periferiche, lontane dai grandi ospedali. Inoltre, purtroppo, una grossa fetta della popolazione non aderisce agli screening, c'è una resistenza di tipo sociale e questo è un problema enorme, spaventoso, perché chiaramente individuare la malattia in fase super precoce fa la differenza tra mortalità e sopravvivenza. Le strategie, ancora prosegue, lo stile di vita dei sardi in termini di alcol, tabacco, obesità, corretta alimentazione incide parecchio, così come la scarsissima vaccinazione contro ad esempio HPV o epatite. Detto tutto questo, certo che servirebbe un registro tumori di cui sento parlare da oltre 10 anni e non ho mai visto la realizzazione del registro tumori e sarebbe utilissimo un osservatorio ad hoc, soprattutto su alcune aree. Penso a quello che si fa nelle Marche intorno alla raffineria dove c'erano cantieri navali. Avremmo informazioni preziose che ci consentirebbero interventi mirati a partire dalla prevenzione, però non toccata sul tema di chi è causante sul tumore. Certo, quindi intervenire prima si può avere possibilità di salvare la persona, ma chi lo causa? Cioè, battanta inquinamento in Sardegna che sono causanti questa malattia. Il registro regionale dei tumori è ancora soltanto sulla carta. La legge istitutiva risale al 2012, abbiamo fatto tanto di questa manifestazione per questo registro tumori. In portatore al assente che sviluppa a Kimbe, tumore primario. Qualcosa si stava finalmente muovendo per l'istituzione del registro tumori della Sardegna a inizio anno, quando Giuseppe Secchi era direttore di igiene e sanità pubblica all'SLO 8 di Cagliari. Cambiato, aveva fatto un primo incontro e avviato un gruppo di lavoro, poi purtroppo per noi è andato a fare il direttore sanitario al Niguarda di Milano e tutto si è di nuovo bloccato, racconta Giancarlo Nonis del Comitato Salusi, che anche a nome di Medicina Democratica, con il suo referente regionale Francesco Carta, porta avanti da decenni la battaglia per il registro regionale. E invece come vamos al commissario pentastellato, che chiaramente ne comprende il canto, ne comprendo io. Indennizi per apicoltori
Allora, la ORE ha pubblicato il bando per la concessione di indennizzi agli operatori del comparto apistico che hanno subito danni alle produzioni per le alte temperature che si sono verificate nel mese di luglio 2023. Le domande devono essere presentate dalle 12 alle 22, dal 12 al 22 settembre, dal 12 al 23 ottobre, esclusivamente online, mediante la piattaforma informatica dedicata e secondo condizioni e modalità specificate nel bando. Novità sul bonus asilo. L'INPS ha informato che il bonus asilo nido a partire dal 2025 subirà l'ampliamento delle strutture educative che danno diritto al beneficio e l'introduzione di domande con validità pluriennale. Oltre ai tradizionali asili nido pubblici e privati, il contributo è esteso a micronidi per bambini da 3 a 36 mesi, sezioni primavera per bambini da 24 a 36 mesi, spazi gioco per bambini, servizi domiciliari e centri per bambini e famiglie. Una bella cosa questa. Bene, 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 bene metto. Numero da innantisi. Allora in occhio Amoso, Ciccolini e Uda, sfida a Nuoro, Forza Italia resta a destra, sfida a due tra l'amministratore straordinario dell'ente Giuseppe Ciccolini, PD, e il sindaco di Macomer, l'avvocato Riccardo Uda. Abbiamo già letto più o meno tutto. Israeliani in vacanza nell'isola, il caso esplode a Montecitorio. Il sospetto che siano soldati dell'IDF solleva interrogazioni parlamentari, ma il ministro Piantedosi precisa: militari arrivati da privati cittadini. Cioè, vabbè, insomma, però sempre militare sono, insomma, quindi è il giusta protesta. Allora, screening epatite C, ASL 3 sperimenta il sistema metaverso. Questa è la colonia di Mamone, prime visite virtuali effettuate a Mamone. Allora, il programma di screening per la prevenzione e l'eliminazione del virus dell'epatite C, affidato alla sezione Sardegna e dalla regione Sardegna all'ASL di Nuoro come azienda capofila, ha fatto tappa nella casa di reclusione di Mamone, grazie alle tecnologie disponibili e alla collaborazione tra diversi servizi aziendali. Nella giornata di ieri sono state effettuate le prime visite in modalità virtuale attraverso il metaverso, una bella cosa questa pure, con l'ausilio dei visori. Salvatore Zaro, direttore della struttura complessa di medicina generale dell'ospedale San Francesco di Nuoro, ha potuto incontrare senza spostarsi dalla piastra ambulatoriale del presidio i detenuti che hanno aderito allo screening e necessitano di ulteriori accertamenti. L'iniziativa è stata resa possibile anche grazie al supporto della piastra ambulatoriale ospedaliera, uno spazio innovativo con ambulatori dedicati a diverse specialità, coordinato da Francesco Tuboni. Ho utilizzato il metaverso per una prima visita epatologica a 2 pazienti della casa circondariale di Mamone, racconta il dottor Zaru, dopo alcune operazioni sperimentali maturate anni fa in corsi di formazione. Bene, 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 questa pure è una bella cosa, trovate che ti portano a visitare, che si muove. Dottore, noi siamo un popolo di vinti, il sogno rimane l'autonomia. Piero Mara si racconta dai primi brani in italiano fino alla politica. Iniziai a cantare in sardo per ripicca, i governi non volevano che si usasse. Grazie Piero, Rumenzosu, cioè non basta denare nuda, insomma, ci sono voci che non appartengono soltanto a un'epoca, ma diventano patrimonio di un popolo.
Piero Marras è una di queste. Nato nel 1949 a Nuoro, cresciuto tra pianoforti e chitarre, imparate per istinto, ha attraversato la musica italiana come autore e interprete, capace di unire le sue radici con il respiro e la freschezza della modernità, dai primi gruppi giovanili fino all'esordio con la EMI, dalla notorietà nazionale fino alla scelta della lingua sarda con l'album Abbardente. Con l'album Abbardente Marras ha sdoganato una lingua ostracizzata dai governi centrali in uno strumento musicalmente universale. Le sue canzoni hanno raccontato sogni, contraddizioni e aspirazioni dell'isola, fino a diventare per molti un punto di riferimento, un maestro, riconosciuto anche se lui preferisce immaginarsi come un compagno di viaggio. No, Gese, uno maestro. Il Parlamento si sgretola, il Parlamento sgretola il governo Bayrou. Cosa c'è in Francia? Un problema serio, la Francia si è indebitata fino all'osso, praticamente questo ministro ha presentato un programma di risanamento del suo debito che l'hanno imbolato a terra, insomma, centrodestra, cioè destra, e manca un itoso nella battaglia. Poi non si schiti, ite va succedendo, pare che sul governo democratico non fanno più bene, ho fatto un articolo su Corriere della Sera, veramente eh, eh, specifico su questo argomento, che va troppo amantioso del sistema autocratico, oramai sul idolo sono diventato Putin, Xi Jinping, Trump, eccetera, eccetera. Erdogan è scolato un po' in secondo piano, ma sul idolo oramai sono curso, cioè non si comprende l'importanza di questa democrazia e quindi si adorano santo, novo e non si comprende che quanto è spostato di questa democrazia e si è andata a diventare amantioso del sistema in un la libertà non veste, né se cosa de pensare, piazza Tiananmen, tutte le cose, la deportazione sul popolo ceceno, strade, manca a destra, non la abbiamo già tutti dimenticate. Il presidente USA non sono contento di ciò che accade, Putin nessuna sanzione ci fermerà, ma figurati un pacco, nessuna sanzione potrà costringere la Federazione Russa a cambiare la sua posizione. Il Cremlino fa sfoggio di sicurezza, gli spedisce al mittente le minacce USA di far crollare l'economia russa, derubricando le misure promesse da Donald Trump come irrilevanti, che tanto non ne ha, il numero senza precedenti di sanzioni introdotte contro il nostro paese in quasi 4 anni non ha avuto alcun effetto. È la lettura del portavoce Dmitry Peskov, ubriacone, ma stavolta Bruxelles e Washington sembrano intenzionate a fare squadra per dare una spallata a uno dei pilastri del PIL russo, il petrolio e il gas. Non sono contento di quello che sta accadendo in Ucraina, ha nato Trump, vabbè, preoccupato a Berna, su chi non era Trump. La proposta alla UE è fermare i turisti russi nella UE. Il lavoro è in corso per mettere insieme un nuovo pacchetto sanzioni europeo contro la Russia. Il 19 e la parola d'ordine è una cooperazione con gli USA per colpire davvero il Cremlino e portarlo al tavolo della pace, ma secondo lo mantioso di Putin e Sputnik che le sapacche e invece lo usate lo scherzo a guerra e quindi andiamo da innanzi al degai. Trump costretto a pagare 83 milioni, la paga giudiziaria, la saga giudiziaria di Donald Trump continua e si arricchisce di nuovi capitoli ogni giorno. Il Sole 24 Ore, il presidente americano ha infatti incassato 2 vittorie
provvisorie alla Corte Suprema e ricevuto un'importante batosta da un tribunale d'appello. Partiamo dalla sconfitta: la Corte federale di New York ha respinto all'unanimità la richiesta del Tikkun di ribaltare il verdetto che gli ha ordinato di pagare 83,3 milioni di dollari per avere diffamato Jean Carroll. Bella diffamazione. I giudici hanno respinto la tesi dei legali del Tikkun, secondo i quali la sentenza della Corte Suprema dello scorso anno sull'immunità presidenziale per tutti gli atti ufficiali impediva di accertare la responsabilità dell'azione legale intentata da Carroll, ma il Tribunale d'Appello ha bocciato le argomentazioni e quindi deve pagare. Va bene, andiamo da innanzi, mi pare che mi prema un'ultima pagina. Sangue a Gerusalemme, 6 morti e 12 feriti. Reazione dell'IDF in Cisgiordania. Hamas parla di gesto eroico dei terroristi. Il governo spagnolo: Tel Aviv distrugge un popolo indifeso. Questo è Pedro Sánchez. Il governo spagnolo di Pedro Sánchez alza un muro contro Israele, accusandolo apertamente di sterminare un popolo indifeso, bombardando ospedali e uccidendo bambini innocenti per fame. E dopo aver aperto oltre un anno fa le porte al riconoscimento dello Stato di Palestina, che sarà seguito da altri paesi, annuncia nuove misure per tentare di fermare il genocidio a Gaza. In questo terminamos esta novela de hoy e nos damos appuntamento noi scorsi casa se possibile, che io ho essere 2 dies in Barcellona in un convegno internazionale indipendentista, esa diada catalana, e quindi a pagare due che a porterie praticamente, e quindi noi andiamo a tornare a vedere su Treicchi, come noi scorsi Cramazzano adesso allo hacker prima del partire siete nuova e se no, pazienza, insomma, dalle scritte delle visti TV, questa è una occhio libera che non è né dettata né dai vincoli del carattere ideologico né del carattere religioso, non si deve nulla a nessuno, non si lingate nessun tipo di culo, si lingate, ma si dal sol fatto che succede in questa ida, indipendentemente dai non succede, che succeda in sa politica, che succeda in sa cleia, che succedano in un besacchi siata, dal fatto che vengono manifestato a sazzente, che poco se n'è scritto, perché in modo che in un bel gioco queste persone non arrivano, ma arrivano a questo di BC TV e quindi BC TV ha che vedere sazzente su chi non riesce a vedere con questione rue oppure che è in bici mai non ha occasione di ridere e tanno si capita che lo gioco del BC TV hanno visto e viene tutto canto sosate, cioè questo villaggio elettronico che abbiamo nato di Mialino Pira rivolto a chi è a Sanassone Vizichesa, ma non solo, ma a tutti quelli che sono amantiosi di ascoltare una occhio libera. Chi è fatta poschiatelo del fatto, cioè le scritte la maggior parte sul corpo del BCTV rosa al diretta, cioè su questo a che vedere su che succede, insomma, che tanto scommento e così via. Poi c'è questa pagina appunto di informazione, in un io pure sono una persona, cioè a portare a mesa e cerco dell'essere canto proso oggettivo e disinvolto, ma dalle scritte che non si vedo, ragionate in base a categoria mentale e a storia sua, insomma, di maturazione, di convinzione, di elaborazione e quindi che interpretazione mi la lascio andare io pure, no? È facile la frenare e che rende la via pure poter frenare, cioè, ma di essere a una spersonalizzazione troppo spinta, cioè quasi anonima, uno fa quel colore, insomma, tocca a debito ponere.
Bene, che in questo buon saluto, oh, che impiegare, insomma, tutto quello che sono ascoltarne e adesso che hanno mandato il saluto, ci andiamo a vedere chi è batta, insomma, besticceria con due e Nina Carai, che non mancano mai, deve mandare educatamente. Un saluto, va bene? A mezzo vedere, ponemos la sigla de Tancattura, che su solito de Vannichessa, ho preferito questa sigla e non la voglio cambiare, sta creata un ammento, creata una memoria, cioè quando si intende questa sigla, si scrive che questo è, dici, a mezzo vedere, buona tutto, dai, vedi tu, adioso e mezzo la casa si bilacchino.